Gli appuntamenti di venerdì 10 luglio. Presentazione del libro Ezio Vallerio, Memorie del partigiano Enzo di Giacomo Conti. Interviene anche lo stesso Vallerio alle 18 a Palazzo Fasce, gli Sestri Levante. A Lavagna c'è la 14ª edizione di Musica e Gusto organizzata dal Consorzio di Artigiani e Commercianti del Centro Storico, dalle 18 musica dal vivo e cibo. Torna la tradizionale festa del quartiere di San Siro a Santa Margherita Ligure, 2 serate di musica e gastronomia, dalle 19 il cibo, a seguire la musica dell'orchestra Alessia Carascausa. La storia è passata da qui, una serata di musica e testimonianze di emigrati in America in piazza Don Giovanni Battista Arata a Orero, dalle 19.30 apertura a stand gastronomici, dalle 21 lo spettacolo. La parrocchia di Santa Maria Assunta a San Colombano Certenoli festeggia Nostra Signora del Carmelo, dalle 19.30 apertura dei stand gastronomici, dalle 21.15 musica con Enrico Roseto, Luca Varpaiola e Veronica Cuneo. A Santo Stefano d'Aveto c'è il Trial Show con Tony Bu e Matteo Grattarola, inizio alle 20, l'evento è organizzato dal Trial Team Aveto. L'Associazione Culturale del Sestante organizza una serata astronomica nel Parco Nelson Mandela di Sestri Levante dalle 21 alle 23. Il programma prevede soprattutto l'osservazione dell'ammasso globulare M13 e di altre stelle. A Recco c'è Note in Blu, una serata di musica e parole per conoscere l'autismo organizzato da Anxa Tiguglio alle 21 sul lungomare Bettolo. Nel giardino dei lettori della Società Economica di Chiavari c'è la presentazione del libro Le 10 parole tradite di Vincenzo Postiglione, dialoga con il giornalista Matteo Muzio, inizio ore 21. In piazza Pastine ad Apallo c'è il concerto del duo pop Benji e Fede, il concerto inizia alle ore 21.30 e l'accesso all'area sarà consentito dalle 20.30, l'ingresso è libero e gratuito. Per il Dionisio Festival a Chiavari c'è Andrea Scanzi con lo spettacolo E pensare che c'era Giorgio Gaber alle 21.30 in piazza Nostra Signora dell'Orto.